un po' più concreto contro l'ultima dichiarazione che ha fatto Zuckerberg, che tutti sapete chi è, il padrone di Facebook, famosissimo, ci hanno fatto il profilo. Lui ha dichiarato: d'ora in poi non farò più controlli sui contenuti, quindi tana libera tutti, scrivete quello che vi pare, usate l'intelligenza artificiale, fate quello che vi pare, io non sono in grado, diceva lui, di controllare, perché se cerco di controllare magari sbaglio pure. Qui al Giubileo dei giornalisti un famoso esperto che è Don Gianmario Pagano, che viene da Roma, e questa bella chiesa anche di Sant'Antonio da Padova, che ci ispira un po' sulla comunicazione. Ci vuole dire qualcosa, ci sono delle novità, cosa No, siamo già un esperto in YouTube. più che un esperto, mi sono, diciamo, fatto le ossa sul campo, perché ormai da tanti anni, credo ormai quasi 10 anni, ho aperto un canale YouTube, che è un piccolo canale in realtà, che però sta diventando una piccola realtà di cui sono contento, soddisfatto. Bella Prof è nata come un'iniziativa per aprire la mia classe, diciamo, ai miei ex alunni, poi è diventata qualcosa di più, è diventato una piccola realtà, insomma, su YouTube per chi è interessato ad argomenti di cultura religiosa, sia la scrittura, sia riflessioni teologiche, a volte anche riflessioni filosofiche, riflessioni su Dio soprattutto, così uno spazio di incontro per persone interessate a questi temi, credenti e non credenti. E di questo sono molto soddisfatto. Bene, quindi questo giubileo per i giornalisti, È un'occasione come tutti gli inviti alla conversione, perché il Giubileo è questo, no? Un momento di rinnovamento, di penitenza, anche se è una parola che suona un po' strana, però è un momento di cambiamento, in meglio, no? Di trasformazione in meglio. E quindi richiede la capacità di valutare criticamente quello che si è fatto finora e orientare verso il meglio, verso il bene. E quindi questo vale per tutti nel periodo del Giubileo, vale anche per i giornalisti e per i comunicatori, perché mai come in questo momento abbiamo bisogno di una comunicazione di qualità, di valore, che sia costruttiva, che edifichi comunità, che non divida, che incoraggi, che faccia sperare nell'avvenire, nel futuro. grazie. Sono qui per un piccolo evento che si chiama Cuore di Speranza, che è un invito, diciamo, rivolto a tutti i protagonisti della comunicazione qui nella diocesi di Udine, convocati dall'arcivescovo, per fare una riflessione insieme sul valore, sul significato, sull'impegno della comunicazione. E in sintesi il messaggio è che per essere buoni comunicatori bisogna essere anche persone capaci di credere nel futuro e quindi anche capaci di sperare. E non possiamo fare da soli, dobbiamo, insomma, sostenerci gli uni con gli altri, perché il futuro si costruisce insieme anche nella comunicazione. Non dobbiamo farci scoraggiare da un mondo diviso e da una comunicazione divisiva, e dobbiamo saper così avere il coraggio anche di puntare più che sulla capacità di attirare l'attenzione sul valore dei contenuti che proponiamo agli altri.